Buonasera, le principali notizie. A Niscemi torna la paura, crolla una palazzina di 3 piani sul fronte più avanzato della frana dopo la pioggia delle ultime 48 ore. Intanto lunedì riapriranno le scuole. Le polemiche e le inchieste post frana, istituita con decreto del Ministro della Protezione Civile una commissione di studio per accertare le cause e le condizioni di rischio. A Palermo cede il controsoffitto del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, un'operatrice ferita al volto. Inaugurazione dell'anno giudiziario in Sicilia, tra carenze d'organico e lentezza dei processi a Catania e Palermo preoccupa l'aumento della devianza minorile. A Catania per la festa di Sant'Agata, come ogni anno, le nostre testate si preparano ad offrire una massiccia copertura su TV, web e social. Racconteremo la processione minuto per minuto con la diretta Devoti Tutti. Da una novella di Giovanni Verga, Capinera, lo spettacolo al Centro Zoo di Catania per raccontare le libertà negate. Calcio, brutto risveglio del Catania, sconfitto 3-1 in trasferta dal Sorrento. Ora i rossazzurri rischiano di perdere il primo posto, l'amarezza di Toscano a fine gara. Mai più partite come questa. Serie B, il Palermo vince contro il Bari, al San Nicola finisce 3-0 per il rosanero, a segno per gli uomini di Inzaghi, le Duaron, poi Ampalo e Ranocchia. Buonasera, dopo 48 ore di pioggia ininterrotta, una palazzina di 3 piani cede nel quartiere Sante Croci a Niscemi, un disastro annunciato da decenni. Già nel 97 lo Stato parlava di interventi urgenti mai realizzati e di fondi stanziati rimasti inutilizzati. Intanto lunedì riapriranno le scuole. GR Italia. Alla fine è venuta giù, è crollata una palazzina di 3 piani nel quartiere Sante Croci, uno dei rioni più esposti di Niscemi, sospeso sul costone franoso caduto a valle 7 giorni fa. L'edificio si trovava a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto rimasta in bilico sul precipizio. Da 48 ore sulla città piove senza sosta. Il crollo è solo l'ultimo atto di un dissesto che avanza lentamente ma inesorabile. Gli edifici adiacenti, anch'essi affacciati sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto si vedono stanze aperte nel vuoto, mobili, elettrodomestici, fotografie appese ai muri, frammenti di vita quotidiana, famiglie e bambini. Le case si sbriciolano giorno dopo giorno fino al cedimento definitivo. Eppure la frana di Niscemi era stata definita urgente già nell'ottobre del 1997. In un'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel novembre successivo si parlava chiaramente della necessità immediata di monitorare l'area, acquisire dati tecnici e progettare interventi di messa in sicurezza. In quegli stessi giorni l'allora segretario alla Protezione Civile Franco Barberi denunciava una situazione di completo disordine. Assenza di drenaggi, acque superficiali e reflue scaricate senza canalizzazione nonostante il vincolo idrogeologico. I fondi c'erano, parte dei 250 miliardi di lire assegnati alla Regione Sicilia per il dissesto idrogeologico e altri 3 miliardi già stanziati ma mai utilizzati. Quella frana si sarebbe potuta evitare, disse Barberi parlando di ordinaria malamministrazione. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quelle parole risuonano come un'amara profezia. E adesso anche il momento delle polemiche e le inchieste post frana. Infatti è stata istituita anche con il decreto del Ministero della Protezione Civile una commissione di studio per accertare le cause e le condizioni di rischio. Manlio Viola. Una commissione di studio per verificare l'andamento della frana di Niscemi, i motivi per i quali è divenuta così rovinosa, ma anche per proporre interventi di mitigazione dei danni e del rischio. È stata istituita con decreto dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha posto alla guida di questo gruppo di 5 esperti il rettore dell'Università di Catania Enrico Foti. La commissione avrà un mese di tempo per consegnare le proprie conclusioni e potrà avvalersi anche del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del Dipartimento Casa Italia. Di fatto, parallelamente all'indagine amministrativa, su quasi 30 anni di ritardi si potrà procedere a studiare il fenomeno e le soluzioni, ma intanto un'indagine di natura penale è stata avviata anche dalla Procura di Gela, che invece vuole vederci chiaro su 29 anni, 9 ordinanze di protezione civile solo fra il 97 e il 2002, stanziamenti per decine di milioni di euro che sembrano non aver portato a nessun intervento, almeno fino al 2023. L'inchiesta senza indagati, che ipotizza per ora il reato di disastro colposo, comincerà dall'acquisizione di una montagna di documenti
provvedimenti, ovvero i provvedimenti assunti in questi 29 anni dalla frana del 97 in poi. La Procura di Gela la prossima settimana nominerà i suoi 3 periti per ricostruire questi anni di ritardi. Intanto proprio oggi agli agricoltori della Piana di Catania il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno ha anticipato che il prossimo 12 febbraio verranno in Sicilia su suo invito tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia. Terranno seduta a Niscemi perché secondo Galvagno in Italia pochi hanno capito la portata degli eventi siciliani. In attesa che comunque cominci lo studio della commissione, la frana resta sempre all'attenzione di geologi e ingegneri. La situazione infatti è in evoluzione e si affacciano anche nuove ipotesi sulle cause, come la presenza di sacche di gas di metano che però non convince alcuni tecnici. Il capo della protezione civile siciliano intanto ha firmato appunto un'ordinanza per indagare sulle cause. Sentiamo Emanuela Corsi. Il capo della Protezione Civile siciliano ha firmato un'ordinanza che prevede la realizzazione di un'analisi del rischio idrogeologico nel territorio e di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza. Bisogna fare le indagini geotecniche, le varie indagini in situ, e allora individuare la profondità, l'estensione, lo sviluppo di questa superficie di scorrimento. Tra le cause del disastro si affaccia la teoria del segretario generale dell'autorità di bacino Santoro, che ipotizza che l'innesco potrebbe essere stato favorito dal cedimento di strati profondi del terreno in connessione con la presenza di sacche di gas metano. Non mi sembra molto verosimile il discorso delle sacche di metano. Abbiamo avuto anche di piogge piuttosto intense che sicuramente avranno aumentato il livello delle pressioni neutre e delle pressioni interstiziali. Punterei più su questo. Diversi gli interventi al vaglio degli esperti, tra questi una rete di pozzi drenanti. Abbassare queste spinte, le spinte dell'acqua, potrebbe essere un intervento. Sentivo parlare di chiodature, l'estensione è notevole, anche il costo potrebbe essere notevole. Un'altra cosa che si potrebbe fare è alleggerire a monte e caricare a valle. In ogni caso, sostengono gli esperti, è fondamentale prima conoscere la causa dello scivolamento. Andiamo a Palermo, dove all'alba è ceduta una parte del controsoffitto del pronto soccorso dell'ospedale Cervello e così è anche stata lievemente ferita un'operatrice. Sentiamo Maglio Viola. Paura all'alba al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. A causa sembrerebbe di una perdita dalle tubature idriche della struttura è crollata una porzione del controsoffitto dell'area di emergenza del nosocomio. Nel crollo dei pannelli è rimasta ferita una operatrice sociosanitaria che ha riportato una frattura al naso non grave. Il crollo non ha riguardato fortunatamente l'area dove in quel momento si trovavano i pazienti in attesa. Per precauzione le 34 persone ricoverate sono state però trasferite nei reparti che avevano posti letto disponibili all'interno dell'ospedale. Intorno alle 12:30, riferiscono dalla direzione strategica dell'ospedale stesso, la tubatura è stata riparata e il pronto soccorso è tornato pienamente operativo, anche se, precisano, le attività in urgenza non sono mai state sospese. Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato nel canale di Sicilia dall'equipaggio della Ocean Viking della SOS Mediterranee, che non esclude possa trattarsi di una delle 380 vittime scomparse la scorsa settimana dopo il ciclone Harry. Veniamo adesso all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Sicilia. A Catania si sono fatti passi avanti nella gestione dei processi civili, nella digitalizzazione, ma restano aperti altri problemi. Sentiamo Tonino De Mana. I vuoti di organico che affliggono la magistratura, con inevitabili conseguenze sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione. La devianza giovanile da Guinness dei primati, ma anche passi significativi sul fronte dell'edilizia giudiziaria. La cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario 2026 a Catania è un momento significativo e di confronto, racchiuso in quasi 200 pagine di relazione. Nel distretto etneo il bilancio è positivo, nel penale si è migliorato nei tempi e nell'entità delle pendenze ed ora bisogna lavorare per raggiungere i risultati del civile, come spiega il presidente facente funzione della Corte d'Appello Giovanni Di Pietro. Soprattutto il settore civile ha guadagnato molto dalla presenza anche degli addetti all'ufficio del processo che si sono inseriti e danno un grosso contributo sia all'attività amministrativa che a quella giudiziaria,
e hanno assicurato un ricambio generazionale nell'amministrazione che non operava più da almeno 25 anni. Oltre ai lavori in fase avanzata, alla cittadella di Viale Africa, passi in avanti si registrano sul fronte dell'edilizia. Il Ministero della Giustizia, dopo tanti anni, ha acquistato un immobile in Sicilia, a Catania, l'ex Educandato, che sarà destinato a sede degli uffici giudiziari minorili. Per Catania c'è anche il primato nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione degli atti in tutti gli uffici giudiziari. Anno giudiziario inaugurato anche a Palermo dalla violenza che aumenta in città, Cosa Nostra che indossa giacca e cravatta per controllare appalti e infiltrarsi nel circuito delle energie rinnovabili. Sono alcuni dei passaggi della relazione del presidente Matteo Frasca. Sentiamo Marco Gullà. Cresce notevolmente la violenza giovanile, la movida diventa sempre più violenta e poi allarme droga. Sono alcuni passi della relazione del presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, che questa mattina ha aperto l'anno giudiziario nel capoluogo siciliano. Oltre alle misure repressive e di recupero sociale si pone la sfida più impegnativa: sottrarre tanti ragazzi alla sfera di reclutamento mafioso. Significativo il passaggio di Frasca su Cosa Nostra. Nonostante gli straordinari successi conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, Cosa Nostra non è stata ancora sconfitta e continua a esercitare il suo diffuso e penetrante controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio. Cosa Nostra, inoltre, prova le infiltrazioni in appalti, grande distribuzione, energie rinnovabili e narcotraffico. L'intervento di Frasca, duramente critico nei confronti della riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, è stato infine accolto da un lunghissimo applauso. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania che si prepara a festeggiare la patrona Sant'Agata. A Catania per la festa di Sant'Agata, come ogni anno, le nostre testate si preparano ad offrire una massiccia copertura TV, social e sul web. Racconteremo la processione minuto per minuto con la diretta Devoti Tutti. Sentiamo Eva Spampinato. L'attesa cresce di giorno in giorno, Sant'Agata sta per ritornare tra i suoi cittadini e noi siamo pronti a raccontare il grande abbraccio collettivo di una festa di popolo e devozione, un giubileo del cuore, dello spirito ma anche delle strade in festa, ed è lì che saranno le telecamere di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web insieme alla squadra di giornalisti, conduttori e social team che dal 3 al 6 febbraio racconteranno in diretta minuto per minuto lo svolgersi della processione che attraversa le strade di Catania, un impegno che si traduce in numeri importanti come quelli realizzati durante l'edizione dello scorso anno di Devoti Tutti. Oltre 2.400.000 telespettatori diversi, più di 6 milioni di visualizzazioni complessive e un picco di oltre 320.000 spettatori simultanei. Una copertura che va oltre la televisione. La diretta streaming sul sito siciliaweb.it l'anno scorso ha totalizzato oltre 6 milioni e 200 minuti visti, mentre sui social si contano oltre 3.200.000 visualizzazioni con più di 35.000 interazioni tra Facebook e Instagram. In totale oltre 6 milioni di contatti tra TV, web e social, numeri che confermano la nostra diretta della festa di Sant'Agata come l'evento siciliano più seguito in televisione in Sicilia e il più visualizzato sul web. E proprio dal web, dai social, quest'anno arrivano novità per l'edizione 2026 di Devoti Tutti. Una serata speciale il 3 febbraio a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. Punto Agata e la possibilità di seguire le dirette tramite l'app Sicilia Web. Insomma, Devoti Tutti è il risultato della dedizione di un grande gruppo editoriale e di una squadra di giornalisti che anno dopo anno raccontano con passione, rispetto e professionalità una tradizione che unisce Catania, la Sicilia e i siciliani nel mondo. Ascolti al top e social da record. Sant'Agata è di tutti, ovunque ci sia un siciliano. Da una novella di Giovanni Verga, Capinera, lo spettacolo in scena sabato e domenica al Centro Zoo di Catania per raccontare le libertà negate. Orazio Longo. Oltre la fame e la sete. Le gabbie come simbolo delle costrizioni che segnano la vita, riflessione universale sulla libertà negata.
Capinera è lo spettacolo presentato da Palco Off al Centro Zooculture Contemporanee di Catania. Sul palcoscenico Rosy Bonfiglio a raccontare la storia di Maria, giovane costretta alla monacazione forzata dalla matrigna e dalla debolezza del padre, ambientata nella Catania di fine Ottocento, la Catania di Giovanni Verga, dalla novella da cui è tratta ma riadattata con una regia dal taglio dichiaratamente contemporaneo. La narrazione è un flusso sonoro e fisico dove la musica elettronica, la voce e il corpo dell'attrice si intrecciano in un'esperienza sensoriale unica, con la scena che diventa un campo di battaglia tra il corpo e la mente. Lo spettacolo, vincitore del premio Palco Off al Fringe Italia Off 2024 e di una menzione speciale di retablo, nasce nel 2016 vincendo il bando del Teatro Studio 1 di Roma. Ci fermiamo, una breve pausa allo sport, la pagina del calcio, il Catania perde a Potenza contro il Sorrento. Eccoci al calcio, il Catania perde a Potenza contro il Sorrento dopo un ottimo avvio e la rete di Forte. I rossazzurri scompaiono dal campo. Il Sorrento prima pareggia con Sabatani e poi vince con le reti di Crecco e Ricci. L'inviato Marco Carli. La partita peggiore dopo quella migliore. Nel giro di 6 giorni va in scena il doppio volto del Catania, che all'ottima prestazione con il Cosenza fa seguire quella assolutamente negativa di Potenza col Sorrento, riproponendo inoltre la differenza fra la squadra del Massimino e quella che si vede in trasferta, una differenza che era stata coperta dalla vittoria di Monopoli. E pensare che la partita del Viviani era cominciata benissimo, approccio giusto, da capolista, lunetta imperversa sulla sinistra, taglia come il burro la difesa del Sorrento e mette in mezzo, dove un gioco per Forte, realizzare il suo ottavo gol in campionato. Lo slancio iniziale dura lo spazio di 10 minuti, poi incredibilmente si spegne la luce, complici le scelte iniziali di Toscano, su cui incide l'assenza di Casasola per squalifica. Carnielutti da braccetto scelto al posto di Allegretto e Raimo sull'esterno vanno in difficoltà sul fronte destro. Da quella zona parte l'azione del pareggio campano, una sequenza di errori che coinvolge tutti e lascia Sabatani solo al centro dell'area. Facile colpire indisturbato per l'1-1. Il Catania crolla e va sotto, sempre dal fronte sinistro del Sorrento. Esposito fa partire l'azione del vantaggio, la sfera gira a destra con una serie di palloni dentro letti malissimo dalla difesa etnea. Ricci serve Cucurullo, il pallone arriva in mezzo per Crecco che segna il gol del 2-1. I rossazzurri sono sotto e sembrano chiedersi perché, dopo un avvio che aveva in apparenza messo in discesa il match. Invece la salita si fa sempre più impervia, tanto è vero che gli etnei rischiano ancora nel finale di tempo. Nella ripresa entra Di Noia per Corbari e poi di fila Ierardi, Donnarumma, Bruzzaniti e Caturano. Il Catania gioca con 2 punte di peso perché Forte resta in campo e con 2 giocatori ai lati come Bruzzaniti ed Ausilio, ma non riesce a produrre una vera occasione. Alla fine il Sorrento a trovare il meritato terzo gol con Ricci, che al 90° va in gol dopo un intervento di Ierardi su tiro di Show. Il Catania a quel punto ha 2 occasioni con Forte e Caturano, ma i colpi di testa vanno entrambi fuori. Troppo tardi e troppo poco. Una partita per certi versi inspiegabile. Servirà a trovarle presto le cause, perché sabato c'è il Trapani al Massimino, dove il Catania cambia volto, ma la sconfitta di oggi fa male anche al morale oltre che alla classifica. Adesso sentiamo il tecnico del Catania toscano nel post partita. Siamo partiti bene, i primi 10 minuti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, dopo abbiamo fatto una partita dove siamo andati in ritardo su tutte le scelte, sia quando non avevamo la palla che quando avevamo la palla. Loro più pronti di noi, abbiamo subito 2 gol evitabilissimi dove ci sono degli errori grossolani che la nostra squadra non ha mai commesso. Ci dispiace perché abbiamo fatto una brutta partita, però bisogna essere positivi, perché ancora ci sono 14 partite, essere fiduciosi, analizzare questa gara come abbiamo fatto nelle altre situazioni e ripartire già da lunedì. Oggi non mi sono divertito affatto. Difficile analizzare da una delle migliori partite del campionato di 7 giorni fa a una delle peggiori del campionato nel giro di 7 giorni. Bisogna rimboccarci le maniche, essere fiduciosi perché ancora ci sono 14 partite e far tesoro di questa partita perché non deve succedere più.
In Serie B il Palermo vince sul Bari al San Nicola 3-0 e 3 punti pesanti per la compagine rosanero, temporaneamente terza. A segno nell'anticipo le Duaron, Poyampalo e Ranocchia. Marco Gullà. Il Palermo domina, vince e convince. Al San Nicola netto 3-0, i rosanero tengono al guinzaglio il Bari e mettono in cascina 3 punti che sono un segnale chiaro al campionato. Ieri sera nell'anticipo la formazione di Inzaghi non ha mai sofferto. Dopo un primo tempo tenuto sotto controllo, nella ripresa Leduaron ha dato il via alle danze, poi raddoppio di Poyampalo e rigore finale di Ranocchia. Un 3-0 che mette pressione alle prime della classe. Il Palermo c'è e vuole giocarsi fino in fondo le chance di promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi inserisce Leduaron assieme a Palumbo e Poyampalo. Il primo squillo arriva proprio con il francese che con un sinistro al volo sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini. L'occasione più ghiotta arriva però sui piedi di Bani, Segre tira in porta, Cerofolini respinge e la palla arriva sui piedi del difensore che a porta praticamente spalancata spreca clamorosamente l'occasione del vantaggio. Poi Ranocchia da buona posizione non c'entra la porta. Ripresa 57esimo, Ceccaroni di prima intenzione pesca Leduaron sul secondo palo. Terzo tempo perfetto del francese che insacca di testa alle spalle di Cerofolini e vantaggio Palermo. La formazione di Inzaghi non sbaglia nulla e gioca al gatto col topo. Il Bari non esiste. Arriva così il raddoppio, palla illuminante di Palumbo per Poyampalo che di testa buca Cerofolini tra due centrali biancorossi. Il finlandese si fa anche male, uscirà poco dopo per precauzione. C'è tempo anche per il rigore conquistato da Gyasi che batte magistralmente Ranocchia. 0-3 e Palermo che sfiora anche il quarto gol nel finale. 3 punti pesanti, i rosanero ruggiscono in attesa dei passi falsi delle dirette concorrenti. È tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.